Oggi abbiamo assistito qui al concerto Le Mille Note della Costituzione. I ragazzi prodotto una serie di attività durante un periodo di circa 8 mesi dove hanno lavorato sia con gli strumenti musicali che sono propri dell'orchestra, perché la Fondazione ha ideato questo progetto proprio per creare un'orchestra costituita da ragazzi che vanno dai 7 ai 17 anni, 18 anni, allo scopo di creare una coesione maggiore tra i ragazzi e far valorizzare il loro rapporto nei confronti dei loro diritti e delle loro aspettative di diritto e soprattutto creando consapevolezza di questi diritti. Non solo la musica, ma anche abbiamo fatto teatro e ovviamente abbiamo realizzato un percorso anche di costruzione, di creazione dei pezzi musicali basati sul tema della Costituzione. La canzone che hanno cantato i ragazzini, che l'hanno composta con i loro maestri e l'hanno scritta loro, parla di ciò che esiste, che già è attuato nella nostra democrazia, ma anche di tutte quelle cose che ancora non sono state attuate. E per esempio in queste zone, in questi quartieri sono disagiati, dove lavora con molto valore e qualità la Fontana Rossa, sono quartieri che vengono completamente dimenticati spesso. Oggi abbiamo visto che esiste una possibilità di riscatto che parte dalla cultura.